Siamo a Venezia, siamo a Cassagredo per la consegna dei premi della guida di AIS Veneto, la guida Venezia. E siamo con Giovanna che ha vinto, contentissima, la vedete già, hai vinto per il miglior rosé della guida. Siamo nella zona del Garda e la tua azienda si chiama? La mia azienda è il mio nome, Giovanna Tantini. Questo mi piace tantissimo perché le aziende hanno un'identità, così invece che nomi un po' mitologici, hanno il tuo nome, la tua identità, e questo vino ha la tua identità. Assolutamente sì, anzi direi che è stato uno dei vini con cui ho lavorato di più da quando sono partita con questa avventura nell'azienda, perché appunto è una selezione particolare di uve fatte tutta a mano, e l'identità di questo prodotto poi è cresciuta negli anni, è 20 anni che lavoro tantissimo su questo vino, e per me oggi è una soddisfazione aver raggiunto questo premio, ma più che altro perché è stata riconosciuta il lavoro artigianale di un'azienda che negli anni ha creato un'identità sempre più forte. Siamo sulla zona del Garda, siamo a Castelnuovo, quindi sentiamo un po' l'aria del Garda, no? Assolutamente sì, il clima è un clima mite, comunque una viticoltura nell'entroterra è molto più difficile perché comunque bisogna lavorare tantissimo a livello proprio della vendemmia. Il lavoro nel verde, nella vigna è fondamentale, però le rese sono basse, non sono rese alte, e c'è un'attenzione meticolosa e sostenibile di tutto quello che è il processo viticolo per arrivare a una grande vendemmia. Certo. Federica, tu che cosa ti immagini? Una donna capo di un'azienda importante che raggiunge questo risultato da donna a donna, no? È un ottimo risultato, soprattutto anche per la vincita, che è stato un vino rosé che rappresenta la femminilità. Io sono dell'idea sì, che è rosa e quindi rappresenta la femminilità. Comunque il rosato è un vino anche che inizia a piacere finalmente anche ai maschi, e devo dire che invece è un vino che per la difficoltà con cui viene fatto ha invece una grande struttura sua particolare, può essere considerato anche un rosso assaggiato ad occhi chiusi, e quindi dai, diciamo che non è soltanto verso le donne, ma verso tutti. Verso coloro che amano il buon vino e il buon bere. Allora io adesso ti lascio ai tuoi amici e dopo ci ritroviamo per fare un brindisi col tuo vino che è qui in assaggio, giusto? Assolutamente, grazie. Grazie.